Benissimo, buonasera a tutte e a tutti, benvenuti a questo appuntamento con Giuliana Sgrena e il suo nuovissimo libro Donne ingannate, appena uscito per il saggiatore. Ringrazio innanzitutto il Foro Bibliotecario Falzarego 35 che ci ospita e tutte le associazioni che qua che condividono questo importante spazio, in particolare ARC, il Centro di Studio e Educazione delle Donne e il Centro Internazionale del Fumetto, che sono stati così accoglienti. Poi ringrazio Bruna Biondo che dialogherà con Giuliana Sgrena e la Biblioteca Miele Amaro che è laggiù con i libri, non solo l'ultimo di Giuliana. Adesso lascio la parola a Bruna e Giuliana e poi dopo mi aspetto numerose domande dal pubblico. Grazie. Allora, intanto benvenuta a Cagliari, che noi chiamiamo Castellu, e quindi benvenuta tra noi. Sono emozionata perché sei una personalità, oltre che una persona, perché avendo letto il libro con attenzione, si vede, devo dirti che è stata un'impresa, nel senso che sei scesa molto nei dettagli e con questo libro ci dai anche uno schiaffo a noi che siamo le femministe dell'oggi, e questo mi fa molto piacere. Adesso entriamo nel dettaglio. Intanto mi hai appena detto che questa è la tua prima presentazione in Sardegna, mentre hai già presentato il tuo libro che è uscito da pochissimo a Milano e Genova. A Milano e Genova, ok, sì, conviene. Anche se abbiamo voce squillante, conviene comunque col microfono. Pensavo faceste una presentazione, ma parlo di te come giornalista, scrittrice, storica inviata del manifesto, sei stata nei teatri di guerra che diciamo della zona del Medio Oriente e anche dell'Africa, tra cui appunto l'Iraq, l'Afghanistan, l'Algeria, la Somalia, e nel libro ne parli diciamo approfonditamente. Io ti faccio subito una domanda perché me lo sono chiesto. Ho visto che hai iniziato a scrivere il libro a novembre del 2021. Correggimi, perché magari questo è anche presa dei fumi, ma hai avuto la necessità, perché hai avuto la necessità di scrivere questo libro su questo argomento? Perché donne ingannate, il velo come religione, identità e libertà sono tre tematiche che tu tratti in modo approfondito. Perché hai avuto l'esigenza? Sì, non so se è un'esigenza, lo sto dicendo io, però mi è sembrato un argomento che volevi trattare fortemente. Sì, in fondo è stata un'esigenza perché l'ho proposto all'editore e l'editore ha accettato e mi ha imposto anche di farlo in breve tempo. Il tema del mio libro, così come l'avevo enunciato, è l'ipocrisia del velo. Poi l'editore ha il diritto di decidere la copertina e quindi ha deciso Donne ingannate. E poi col sottotitolo chiarisce che è un libro sul velo. Questo non è il mio primo libro sul velo perché ne avevo già fatti altri due. Questa è conclude la mia trilogia sul velo, diciamo. Ho fatto La schiavitù del velo, Il prezzo del velo e adesso questo. E la necessità nasce un po' da quello di aggiornare la situazione rispetto al velo, ma anche dal fatto che io ritengo che ormai, sebbene sia un argomento ancora di strettissima attualità, un po' in Europa e in Occidente il velo è stato sdoganato, di fatto si porta ovunque e addirittura c'è stata recentemente una campagna in Europa del Consiglio europeo che diceva la mia libertà è nell'hijab. L'hijab è il velo, quello in arabo si chiama hijab, è il velo omologato col chador iraniano, insomma è quel velo che copre
lascia scoperto il viso ma copre interamente il collo, tutto i capelli, tutto il resto. Che una campagna europea sia fatta non tenga presente che c'è la questione del velo, ma che decida che per una donna la libertà sia il velo, secondo me è una cosa gravissima. E solo la Francia l'ha bloccata questa campagna. Poi si è saputo che tra i finanziatori c'erano i fratelli musulmani, che sono molto abili a intrufolarsi nelle istituzioni, a portare avanti le loro tematiche, i loro obiettivi all'interno delle istituzioni. E quindi questo, e poi il fatto che ormai in Occidente è diventato più facile difendere la libertà di portare il velo rispetto a quella di non portarlo. Quindi il paradosso è che in Iran le donne si fanno arrestare per togliersi il velo, in Algeria ci sono stati dei drammi, donne anche uccise perché si rifiutavano di portare il velo, e in Occidente appunto diventa più difficile sostenere la libertà di non portarlo. Ci sono state alcune donne che hanno sollevato anche questo problema in Occidente, peraltro io ho già finito il libro, come Masini Alinejad, di cui forse avete visto il documentario Be My Voice, che ha presentato anche in Italia e che è stato accolto con molto favore. Lei è una donna molto carismatica, volitiva, eccetera, però poi quando vai a discutere con le stesse femministe che hanno apprezzato, hanno esaltato Masih Alinejad e entri nel merito della questione del guerra del velo, allora ci sono tanti distinguo. E proprio su questo questo è stata una cosa. Allora, mentre nei paesi dove dovrebbe essere, diciamo, più, tra virgolette, tra 4-6 virgolette normale portare il velo, si lotta per toglierlo il velo, mentre qui appunto la questione invece risulta bisogna portarlo perché fa parte, poi entreremo nel merito dell'identità, tradizione. Infatti tu dividi il tuo libro in 3 parti che sono ben differenziate, e una è quella di portare il velo per religione, portarlo perché è identitario, soprattutto appunto nel momento in cui rientra, diciamo, come IMI, insomma, nella vita delle donne. E scusami, l'ultimo è il rapporto alla libertà. Allora, la mia domanda è, intanto, il velo, che è un simbolo dell'oppressione, non è tanto un simbolo, diciamo, non è un'espressione di libertà, perché tu questo lo dici proprio nell'introduzione, lo chiarisci in maniera forte, e quindi le donne non sono libere di scegliere. Ma per la religione, per esempio, nel Corano è riportato che le donne debbano indossare il velo? No, nel Corano non c'è l'obbligo del velo. Nel Corano l'hijab è citato una sola volta, la parola hijab è citata una sola volta ed è citata nel senso di una tenda, cioè il profeta dice ai suoi compagni che ai tempi vivevano, bivaccavano nella moschea dove lui viveva con le sue mogli, dice ai suoi compagni: quando vi rivolgete alle mie mogli dovete farlo da dietro una tenda. Allora era comprensibile questa cosa, perché appunto c'erano molti ed erano soprattutto uomini che bivaccavano lì nella moschea, l'idea che si rivolgessero per chiedere cose alle mogli del profeta, ma questo era il senso. Questa è l'unica citazione del velo, dell'hijab nel Corano. E poi ci sono un altro paio di citazioni, ma comunque non c'è mai portare il velo in testa, perché no, questo non c'è, quindi non è una questione religiosa. Ma d'altra parte noi stessi abbiamo portato il velo chiesa, che non c'è neanche nella Bibbia il velo, però è stato San Paolo che nella lettera ai c'è anche quella lettera di San Paolo, la lettera di San Paolo, lui dice che invece le donne devono portare, ai Corinzi, lui dice che le donne devono portare il velo perché
mentre l'uomo è fatto su immagine di Dio, le donne sono fatte per l'uomo e quindi devono avere un rapporto mediato con Dio, non possono rivolgersi direttamente a Dio, ma lo fanno attraverso l'uomo. E quindi non è una questione religiosa. Quando le donne dicono, gli uomini dicono che le donne devono portare il velo, e lo dicono perché sostenendo che è una questione religiosa, non è una questione religiosa, è un'interpretazione fondamentalista che è intervenuta molti secoli dopo. Quindi certo al tempi del profeta c'erano anche donne che si velavano perché per distinguere, una distinzione di classe allora portare un velo, ma non era una questione religiosa assolutamente. Purtroppo ritornano i Taliban. È giusto l'accento? Sì. Le donne avevano conquistato molti diritti, studiavano, avevano la possibilità un po' di vivere la vita che viviamo noi occidentali. Ma con il febbraio 2020 il ritorno dei Taliban, e anzi diciamo il fatto che gli Stati Uniti vanno via, quindi lasciano forse accordi, ma comunque vanno via e lasciano le posizioni anche dirigenziali di alcune commissioni, associazioni, eccetera, scoperte, voglio dire, si ritorna indietro di 20 anni. Cosa perdono le donne? Intanto il paradosso è che nel 2001 gli Stati Uniti intervengono in Afghanistan per sconfiggere, per eliminare, insomma per togliere dal potere i talebani. 20 anni dopo fanno un accordo a Doha in base al quale i talebani tornano al potere. L'accordo è stato fatto ai tempi di Trump, però Biden ha rispettato assolutamente quell'accordo e dall'agosto dello scorso anno sono di nuovo al potere. C'è stato persino chi ha detto, ha scritto che i nuovi talebani erano diversi dai vecchi, i nuovi talebani erano diversi e quindi non avrebbero imposto le stesse regole di prima. Le regole che hanno imposto forse più gradualmente questa volta rispetto al passato, sono esattamente quelle che erano in vigore nel primo emirato che è durato dal 1996 al 2001. E io sono stata in Afghanistan durante il primo emirato nel 98 e racconto nel libro, perché il mio libro passa anche attraverso molte esperienze personali, incontri con donne che ho fatto, eccetera. Le citi tutte. Sì, le cito perché secondo me è importante anche dare di ogni realtà le immagini di queste donne straordinarie. Ebbene, in questi 20 anni che sono in cui il paese era occupato dagli Stati Uniti, e non solo dagli Stati Uniti, anche gli italiani hanno occupato una parte dell'Afghanistan, hanno occupato l'Iraq, che è una zona occidentale. Comunque in questi 20 anni non è che le donne hanno ottenuto subito diritti, così, hanno comunque saputo strappare dei pezzi di libertà importanti. Intanto appunto togliere il burqa, perché quello delle afghane, quelle che sono costrette a portare afghane, non è. Io penso che il velo sia sempre un'espressione della donna, ma questo del burqa è una cosa veramente asfissiante che ti toglie, ti tiene dentro in casa anche se esci di casa, perché tu intanto vedi attraverso dei quadretti, vedi un mondo a quadretti e poi non vedi neanche dove metti i piedi. Io mi ricordo, io l'ho dovuto portare quando sono andata a questo dei talebani, non tanto perché a me chiedessero il burqa, ma per poter girare, per mimetizzarmi tra le donne afghane, altrimenti non avrei potuto girare. E allora questo, io mi ricordo, ho partecipato alla prima manifestazione delle donne contro il burqa. Paradossalmente gli americani dicevano che intervenivano per liberare le donne dal burqa, ma non era né l'obiettivo e neanche l'hanno fatto, perché hanno dovuto le donne man mano conquistarsi questo diritto a non portare il velo, a non portare il burqa, perché i talebani erano riusciti così a
le donne avevano così introiettato l'idea che solo con il burka potevano essere libere di andare in giro, cosa che il burka non le ha mai protette dalle violenze, perché sono state tante violenze in tempi dei talebani anche contro le donne, contro le bambine, che non era una libertà quella del burka, ma soprattutto, e poi quando le donne sono tolte il burka avevano tutta la faccia sfaldata, perché non avendo preso il sole per tanto tempo, non avevano sviluppato vitamina D e hanno avuto delle conseguenze molto gravi, delle malattie determinate da questo stato di cose. Ci sono state delle inchieste su questo. Quindi il burka sicuramente l'avevano tolto, ma la violenza contro le donne non è finita, perché anche in questi 20 anni comunque ci sono state delle donne uccise perché si prendevano la libertà di fare determinati lavori, perché erano giornaliste, quindi nella società comunque questo fondamentalismo islamico non era debellato, anche se appunto le donne avevano conquistato i loro spazi e facevano, facevano tante attività, compresa quella di giornaliste piuttosto che di imprenditrici, insomma, si erano loro stesse conquistati questi spazi. E adesso si torna indietro, adesso si torna al burka, e la cosa che fanno notare spesso è che se le donne non portano il burka, oltre a non poter viaggiare da sole, oltre a non poter lavorare, naturalmente perché sarebbe rischioso per le donne lavorare, e se loro non lo portano, multati sono o i mariti o i padri. Perché questa cosa? Perché si basa sul concetto che i diritti delle donne o i doveri sono complementari a quelli del maschio, e quindi se sono complementari è comunque il maschio che può far godere alla donna libertà oppure far rispettare i doveri. Esatto, ma questa complementarietà è alla base, è proprio è la base per i fratelli musulmani quando trattano i diritti delle donne, non solo i talebani. Perché quando c'è stata l'approvazione della nuova Costituzione in Tunisia, per esempio, in Tunisia c'è un codice della famiglia che ha varato Bourguiba nel 1956 che garantisce molte libertà alle donne, una grande parità. Pensate che dal 1956 le donne tunisine hanno avuto il diritto all'aborto quando noi eravamo ben lontani dall'averlo. Però quando ci sono è stata la rivolta araba, nuove elezioni, la legalizzazione del partito è nata, che poi sono i fratelli musulmani, e gli islamisti volevano nella nuova Costituzione introdurre i diritti delle donne come complementari a quelli del maschio. Per fortuna la parte non islamista è riuscita a impedire questa cosa, però tentano ovunque di far passare questo concetto della complementarietà, che è contraria a quella dell'universalità dei diritti delle donne. Mi sono dovuti scrivere quali sono questi divieti, perché mi veniva difficile anche solo il pensiero, e stiamo parlando del 9 maggio 2022, cioè l'altro giorno. Intanto hanno istituito il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio, capirai il vizio che hanno queste povere donne, sulla base di un'interpretazione proprio radicale della Sharia e la legge islamica. Non possono muoversi da sole senza la presenza di un maschio guardiano, che si chiama Mahram. Ho imparato un sacco di termini, perché si può studiare questo libro. Vieta ai tassisti di far salire sulle proprie auto donne senza velo. Le donne non possono più percorrere distanze maggiori di 72 km senza l'accompagnatore maschio, non possono lavorare e studiare dopo i 12 anni. L'obbligo di indossare il burka. E poi questo mi ha stupito, impone inoltre a chiunque, uomo o donna, di non ascoltare musica in macchina. Cioè, mettiamocene un'altra, tanto per. Come abbiamo visto, il dibattito pubblico su questo, sulla libertà di portare il velo nell'Occidente, è
è differente da, per esempio, in Italia c'è stato un sussulto di femminismo ad un certo punto, però poi tutto tace. Ce lo siamo anche chiesto fra le associazioni, ma noi non manifestiamo più, non diciamo più nulla. E questo non sapevamo anche noi cosa fare, come poter aiutare, perché non c'erano né manifestazioni a livello generale. La Francia invece, come tu dicevi, si è proprio messa fortemente a contrasto di queste imposizioni, tant'è che, appunto, hai ricordato, ha fatto cancellare, togliere quasi subito, a distanza di forse 15 giorni, la campagna europea per le donne, per la libertà di portare il velo, che libertà a questo punto, come abbiamo capito, non è assolutamente. Tu parli di re-islamizzazione come una cosa proprio preoccupante, perché cosa stanno facendo le altre istituzioni europee? Cosa sta accadendo? Come si stanno infiltrando questi fratelli musulmani? Io mi è venuta la pelle d'oca soltanto al pensiero, perché sono inseriti così bene nella nostra società, inseriti così profondamente, che è difficile scardinare tutto questo. È chiaro che ci stai spingendo con questo libro a farlo, perché poi la terza parte del libro narra e racconti delle operazioni, diciamo, molto positive di donne, un riscatto, diciamo, femminile e femminista, che mi ha rincuorato. Però ecco, questa reislamizzazione così dentro le nostre istituzioni mi preoccupa, sono un po' dappertutto, anche nella moda, per dire, no? Che tu poi racconti. Sì, è questo processo di reislamizzazione che è partito ovviamente dai paesi musulmani ed è partito in seguito, nel senso reislamizzazione nel senso che si vuole portare in diversi paesi che praticavano l'Islam, erano paesi musulmani ma che avevano una pratica dell'Islam molto più tollerante, molto più aperta, senza delle imposizioni assurde, perché il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio non c'è solo in Afghanistan, c'è in Arabia Saudita, c'è in Iran, quindi questa cosa in Afghanistan l'hanno messo proprio nella sede del Ministero delle Donne, quindi anche c'è sempre un surplus, però insomma c'è anche in altri paesi. E cioè, questo processo è iniziato soprattutto in seguito alla vittoria di Khomeini in Iran nel 79, perché insomma gli altri paesi sostenitori di una visione un po' fondamentalista dell'Islam, vedendo che in un paese come l'Iran riusciva ad arrivare al potere, no, una personalità religiosa, imporre una teocrazia in Iran, ovviamente hanno tratto forza per poi fare proseliti di questa visione dell'Islam anche in altri paesi, ma soprattutto a espandere questa reislamizzazione sono stati i cosiddetti afghani, cioè i combattenti che erano stati in Pakistan e in Afghanistan a combattere l'invasione sovietica, finanziati e addestrati dagli americani, soprattutto anche dai britannici, da altri paesi occidentali, perché combattevano il comunismo. Quando l'Armata Rossa si è ritirata dall'Afghanistan, e allora questi combattenti, perché lì erano arrivati combattenti da tutti i paesi musulmani, quindi non erano solo afghani, e questi che combattevano in nome di Dio, che facevano il jihad, ovviamente avevano una visione dell'Islam, quella che sostiene il jihad, e quindi molto radicale. Tornati a casa loro, hanno pensato di imporre anche nel loro paese quella stessa visione dell'Islam. E lì è cominciato questo processo di reislamizzazione, ovviamente anche con molti soldi a disposizione, perché i fratelli musulmani, per esempio, sono una rete internazionale con molti soldi a disposizione, quindi i soldi servono, e poi molti proseliti, tutti questi che tornavano,
in molti paesi c'erano questi gruppi di afghani che vestivano, adesso viene in mente in Algeria c'era questa moschea che chiamavano Kabul, dove c'erano gli afghani vestiti all'afghana, anche con questi pantaloni col cavallo basso, tutto arricciati, così. E poi però non sono rimasti solo nei paesi musulmani, sono arrivati anche in Europa, nelle comunità musulmane in Europa si sono diffusi e alcune, per esempio in Francia, la diffusione del Fronte Islamico di Salvezza, che è il nome del movimento in Algeria, si è diffuso contemporaneamente a quello che stava avvenendo in Algeria, no? Quindi Algeria e la Francia, e poi comunque è continuato in tutti i paesi europei, c'è stata questa forma di reislamizzazione anche nei paesi europei e con alcuni paesi dove questa visione, questi movimenti vengono contrastati come in Francia, con anche una legge contro i simboli religiosi, ma in altri paesi non sono assolutamente contrastati, perché il problema è che non si vede la pericolosità dietro questa visione, che è una visione ideologica e qui sta la sua forza, no? Nel portare una ideologia forte in una situazione di assenza di altra ideologia, assenza di forti valori laici che sappiano, no, così mantenere un impegno, una tensione all'interno della popolazione, quindi soprattutto tra quelli che sono musulmani di origine, di famiglia musulmana. Paradossalmente i giovani aderiscono molto di più a questa visione dell'Islam perché cercano una loro identità e trovano in una situazione del genere, trovano proprio quello che viene chiamato l'Islam globale, no? Perché ti permette di ritenerti appartenente alla umma dei credenti, alla comunità dei credenti, che è una comunità molto ampia che supera i confini, e quindi da questo senso io avevo citato nel libro, avevo intervistato a Londra delle ragazze che facevano parte di un movimento contro la guerra, e questo movimento contro la guerra soprattutto c'erano associazioni di sinistra, soprattutto in Gran Bretagna erano trotskiste, e quando sono andata lì per intervenire a una loro iniziativa, loro con grande entusiasmo mi hanno fatto incontrare queste ragazze velate. Io ho discusso con loro, tra l'altro pensavo che un loro problema potesse essere il disagio in Gran Bretagna, no? Le difficoltà, le discriminazioni, invece loro mi hanno detto di no, che assolutamente non avevano nessun problema del genere, anzi loro, una era stata eletta in un consiglio comunale, e quindi non avevano problemi. E loro mi dicevano no, noi approfittiamo proprio della libertà che abbiamo qui per scegliere di portare il velo in questo modo, perché noi ci riconosciamo, questo è Islam globale, e quindi dobbiamo manifestare la nostra appartenenza e lo dobbiamo dimostrare anche vestendoci in questo modo. Peccato che viene chiesto solo alle donne di vestirsi così per dimostrare la loro appartenenza. E poi io dicevo, voi avete anche un impegno politico. No, per noi la religione è più importante. E a quel punto cosa vuol dire? Se è un'adesione ideologica a quel modello, a quella interpretazione dell'Islam, a quell'ideologia, è difficile, no, intervenire in quel terreno, ma solo in quel terreno c'è una vera scelta di portare il velo, perché negli altri casi, anche se quando viene spacciato per libertà di portare il velo, se guardiamo bene dietro, ci sono dei condizionamenti sociali, comunitari per esempio, perché in molte comunità, io ho intervistato molte donne che venivano dal Marocco senza velo e poi in Italia mettevano il velo. E perché mettete il velo? Perché altrimenti il capo della nostra comunità dice che siamo poco di buono se noi ci vestiamo come voi, e quindi per evitare di essere trattati come poco di buono ci mettiamo il velo. Insomma, sono questi, anche molti di questi condizionamenti, può essere la famiglia, può essere la società, può essere... E poi i genocidi
mi collego al fatto dell'Italia, quindi rimaniamo nella nostra Italia, dove purtroppo alle cronache salta all'occhio quello che succede, gli ultimi casi delle giovani ragazze come Saman, Lina, Sana, che tu citi, e citi le loro storie, e citi che cosa hanno dovuto passare. Per esempio Saman ancora non sappiamo, non è stata ancora ritrovata, però che ci siano dietro le famiglie, questo sì, in questi casi sono le famiglie, sono tutte famiglie pakistane in questo caso. Le ragazze, ho raccontato, ho ripreso, ho approfondito tutte le storie delle ragazze pakistane che sono state uccise dalla famiglia perché non si adeguavano allo stile di vita che la famiglia voleva e soprattutto ai matrimoni forzati. Questa cosa io l'ho voluta sottolineare intanto perché si vede, è evidente la forzatura, l'imposizione del velo, ma anche perché spesso queste ragazze non hanno strumenti per affrontare la situazione, perché in Italia sì, proprio se una va a denunciare, però deve denunciare che la famiglia usa violenza nei suoi confronti, la violenza della famiglia, e quindi puoi affrontare un processo dove tu sei testimone della violenza dei genitori. E in un caso poi la ragazza è stata, nel caso di Saman, l'hanno mandata in una casa di accoglienza per proteggerla, ma molte volte questo non avviene. E ci sono molte ragazze che con un mezzo o con un altro vengono portate nel paese di origine, costrette a sposarsi con uno scelto dalla famiglia. E questo è molto diffuso, anche se si conosce molto poco, non è una questione che riguarda solo le 3-4 ragazze che sono state uccise, quindi hanno avuto molta pubblicità per questo. E ci sono altri casi anche recentemente a Roma, a Ostia, una ragazza, anche in quel caso è finita al pronto soccorso e a quel punto ha denunciato la famiglia, però i casi che vengono denunciati sono molto pochi rispetto a quelli che esistono. C'è anche il caso delle ragazze che vengono portate al paese d'origine per l'ifibulazione. Ora, siccome l'ifibulazione non è un'imposizione religiosa neanche quella, anche se poi le religioni le difendono, però anche quello è un problema, però non l'ho trattato nel libro perché è un'altra questione. Quanto secondo te, visto questa grande esperienza, sono libere anche le famiglie? Perché noi pensiamo, questo è nel caso appunto delle pakistani, delle famiglie pakistane che vengono in Italia, si inseriscono, in qualche modo lavorano, sono dentro le nostre società, comprese le ragazze che comunque vanno a scuola, hanno colleghe, amiche, eccetera, ma anche le famiglie quindi sono comunque soggiogate a questa alla comunità, cioè devono comunque rispettare quello, nonostante si siano un po' sganciati, voglio dire, cioè arrivati. Il problema è che l'Italia non ha mai adottato una politica chiara rispetto alla migrazione. Allora ci sono due modelli, né uno né l'altro funziona come dovrebbe, ma comunque in Gran Bretagna c'è il comunitarismo, quindi ogni comunità si regola da sé, si mantiene le proprie usanze e costumi, e in Gran Bretagna adesso sono diffusissime le corti islamiche che regolano la questione familiare, matrimoniale, eccetera, che è una cosa veramente impressionante e pericolosissima. E in Francia invece c'è un'altra forma di assimilazione, quindi dovrebbe invece cercare di fare in qualche modo assumere i valori francesi, anche le regole, i diritti, i doveri francesi anche a chi viene da fuori. E ovviamente anche in quel caso ci sono delle forzature. L'Italia, quel che viene, dipende, in alcuni casi prevalgono le comunità, in altri casi no, però non avere una propria politica è molto pericoloso, perché poi lascia prevalere quello che prevale per i rapporti di forza. Se delle famiglie sono più isolate
ovviamente il capo della comunità che poi ti aiuta a ottenere il permesso di soggiorno, che ti aiuta a fare determinate cose, ad avere soldi, quello poi ti chiede in cambio delle cose. Ma per esempio in Francia, dove pure c'è stata la questione del velo nell'89, soprattutto quando è cominciata in Algeria la questione dell'ascesa al potere del Fronte Islamico di Salvezza, e parlo di Algeria e Francia perché ovviamente la migrazione in Francia è stata soprattutto algerina, di milioni di algerini, ma la prima migrazione, le famiglie puntavano a un avanzamento, a un'emancipazione attraverso l'istruzione e il lavoro, e non rivendicavano il velo, non c'era la questione del velo, quindi era un altro processo, no, È come se il velo non fosse una cosa importante, cioè per gli stati che ti accolgono sono più importanti il lavoro, riuscire appunto a diciamo, collegarsi con lo Stato che ti accoglie. Il velo è una cosa da donne. Questa è stata la generazione, poi è subentrato invece questo processo che è arrivato anche in Francia di islamizzazione, allora si è posta a scuola mettiamo il velo, e lì poi è intervenuta la legge contro i simboli religiosi a scuola. Ma a me è capitato di andare in Francia dopo che era stata introdotta questa legge che aveva provocato molta discussione in Francia ma anche fuori dalla Francia, e di andare nelle scuole molto frequentate da ragazzi che venivano dai quartieri dove c'era una maggioranza musulmana eccetera. Queste ragazze erano felici di questa legge perché dicevano che comunque nel loro quartiere loro erano costrette a portare il velo, perché i maschi della loro comunità, anche giovani e così, anche loro moderni, tutti con piercing questo e quell'altro, però alle ragazze imponevano il velo, imponevano la castità, che però loro superavano questo problema della verginità sodomizzandole e magari cedendole anche ai loro amici. Delle storie veramente incredibili, no? Come si mantiene questa immagine e poi però al loro interno funzionavano con delle regole aberranti, come trattavano queste ragazze della loro comunità, però mantenevano, è vero che la verginità si può anche ricostruire, ma comunque loro le usavano in questo modo. E la possibilità di invece di andare a scuola senza velo, loro dicevano almeno a scuola non ci possono venire a controllare, ci controllano nel quartiere ma almeno a scuola no. Poi a me è successo una volta invece di partecipare a un dibattito in Francia sul velo integrale. È stata una cosa abbastanza paradossale, perché ero invitata io, era organizzato da Niput Somise, cioè questa organizzazione delle puttane sottomesse, soprattutto di donne immigrate in Francia o comunque di seconda generazione. E eravamo io, c'era una yemenita, una delle 10 donne che allora non portavano il velo, che aveva tentato di farla fuori in numerose occasioni. Poi c'era un'algerina e poi c'era la sudanese, quella che era stata condannata perché portava i pantaloni. E poi c'erano 3 deputate francesi. Beh, il paradosso era che io e poi le organizzatrici, più tutte le straniere presenti arrivando da paesi dove sapevano bene cos'era il velo e tanto più il velo integrale, erano contro il velo. E invece le deputate francesi, che magari non loro direttamente, ma altre loro colleghe avevano approvato la legge contro i simboli religioni a scuola, invece ritenevano che fosse lasciata la libertà di portare il velo integrale. Ma questa è la sottile differenza, lasciare la libertà di portarlo. Come se potesse essere la libertà di portare il velo integrale. Io invito tutti a mettersi il velo, non per celebrare il World Hijab Day, che adesso c'è anche il giorno internazionale per portare l'hijab, ma per vedere che cosa si prova sotto un velo, soprattutto un velo di
tutti, io mi ricordo quando ero in Iran che mi perseguitavano le chadori, quelle che controllano se porti bene il chador, se ti usciva un cappello. E era veramente un'ossessione, poi eri in albergo, ti portavano l'acqua, immediatamente dovevi andare a coprirti tutta perché non potevi aprire la porta se arrivava magari un cameriere maschio e veramente. Lo chiami il velo decapotabile? Ah sì, questo è perché lo la mette teoria, sì, negli anni più duri, quando c'era lo tolgo. l'esame di salvezza che imponeva il velo, allora c'erano alcune donne che abitavano nei quartieri più pericolosi, quindi quando uscivano o rientravano nel quartiere si tiravano sul velo, altrimenti lo tiravano giù e lo chiamavano Ma decapotabile. tu hai mai avuto paura? Perché nel libro un po' racconti questa, siccome viene descritta dalle persone che ti conoscono bene come donna coraggiosa che si è sempre messa a disposizione, e poi leggo alcune cose che hai scritto, come quando eri all'hotel Continental e ti chiudevi nella stanza, mettevi il mobilio dietro la porta e dicevo, ma l'ha vissuta veramente, non è una storia, sta raccontando è la sua vita. E lì... quella volta effettivamente, allora, quella volta che sono andata in Afghanistan durante l'Emirato, allora io ero riuscito a ottenere un visto tramite il World Food Program, perché il World Food Program, un'agenzia dell'ONU, era riuscita ad imporre ai talebani dei progetti che coinvolgevano donne, naturalmente solo donne. Ce n'erano per fare il pane, un altro per fare tappeti e un altro era per il parto in casa, no? Perché le donne poi non potevano andare in ospedale perché, perché nell'ospedale c'erano anche uomini, quindi allora ho avuto questo visto, però siccome loro avevano dovuto dire che io ero una giornalista, allora di giorno potevo stare col World Food Program, ma dalle 7 di sera alle 7 del mattino dovevo stare nell'albergo per gli stranieri. Era questo albergo Intercontinental che una volta era famoso perché era un punto di ritrovo, eccetera, eccetera, di grande mondanità, invece era mezzo di roba, nel senso che c'erano dei buchi enormi perché era proprio su una collina e lì si combattevano da una parte i talebani e dagli altri i tagiki, l'alleanza del nord. Quindi quando arrivavano queste bombe sfentravano anche un pezzo dell'albergo e vabbè. E io ero l'unica ospite dell'albergo, ovviamente. Tu racconti che c'eri o pranzavi, Sì. E allora io direttore dell'albergo. Sono arrivata lì e insomma l'ambiente era spettrale, c'erano un po' di talebani e era l'ora di cena e dico ma funziona il ristorante? E il direttore dell'albergo mi dice sì. Salgo in camera e poi mi chiama e mi dice ma possiamo servirla in camera? Non posso scegliere, sì, se vuoi. Mi mettevano dietro un paravento e dietro il paravento mi davano da mangiare perché li scorazzavano solo talebani, facevano riunioni. Sì, e poi un giorno, una sera, sì, e poi quando andavo in camera i telefoni non funzionavano, l'elettricità spesso non c'era. Il World Food Program mi avevano dato una rete trasmittente, ma io cercavo di capire come funzionava, ma poi non sarebbe successo niente, se mi succedeva qualcosa non facevo tempo a chiamare e comunque non sarebbero arrivati in tempo, quindi non avevo molta scelta, quindi spingevo tutti i mobili contro la porta della stanza, perché lì effettivamente, insomma, un po' di strizza l'ho avuta, perché io lasciavo le cose scritte, così dicevo, così almeno se mi ritrovano avranno qualche testimonianza, però no, quello sì è stata una cosa abbastanza dura. Sì. Nel libro parli di Barbie con il velo, che mi ha scioccato perché la Barbie forse l'abbiamo usata tutti tranne i maschietti che sono in sala, ma la Barbie con il velo è devastante perché già tu stai mettendo già l'indicazione in mano alle bambine su come sarà
Sì, questa dal cosa gioco alla vita, insomma. è impressionante. Devo dire che io non appartengo a una generazione che non c'erano ancora le Barbie e sicuramente i miei genitori me l'avrebbero comprata, però adesso quasi tutte le persone che incontro hanno giocato con la Barbie. La prima volta che ho visto una Barbie velata però è stato a Sarajevo. Davanti alla Moschea delle Rose c'era un banchetto, uno di questi carrozzini, così che vendeva cose, c'erano le Barbie velate, perché lì era entrata l'islamizzazione anche a Sarajevo con l'arrivo dei mujahideen per combattere, eccetera, eccetera. E poi se si va su internet si trovano tutte le Barbie velate, con le Barbie si fanno in qualsiasi modo, e quindi non sono più solo le modelle così, no, adesso ma ce ne sono di tanti tipi di Barbie velate. E c'è stata anche una famosa modella, adesso non mi ricordo neanche il nome, che ha permesso di fare le Barbie col suo nome così, e quindi si vendono a dei prezzi veramente stratosferici. Ma l'idea è quella che, appunto, siccome in Occidente il pelo è sdoganato anche dalle Barbie, perché i bambini, se figli di musulmani, vogliono crescere con la Barbie, possono metterle leggiate, va bene, non importa se è il simbolo del consumismo occidentale e che sfrutta i bambini, bisogna invece accontentare anche queste cose, quindi è quel business sulla moda islamica, quello è terrificante. Quando ho letto Dolce Gabbana e il velo di Dolce Gabbana, che stiamo parlando di alta moda. Sì, no? alta moda, poi se guardiamo la pubblicità di Dolce Gabbana, veramente no. Eppure è stata la prima grifo occidentale a fare come si dice, una raccolta di modelli per il Ramadan. Ramadan Collection. Esatto. Naturalmente a fior di soldi, cioè perché tanto li portano in Arabia Saudita dove i soldi non mancano, soprattutto nei paesi del Golfo li vendono. Però anche ho visto che anche in Iran, anche in altri paesi, queste mode sono fatte apposta per quei paesi e la chiamano, perché deve essere, insomma, deve rispondere a una certa visione del mondo, la chiamano la moda modesta. Che di modesto non ha francamente niente, hanno dei prezzi veramente sconvolgenti, e però ha fatto presa, anche perché adesso le modelle col velo sfilano alle varie sfilate, ci sono le modelle che sfilano col velo, poi non importa se di modesto sulla passerella non c'è niente, c'è neanche una che difende, ma alcune di queste difendono proprio la loro appartenenza a quell'Islam, eccetera, quindi poi portano il velo in passerella, ma poi fanno le modelle anche per Cartier, per le grandi gioiellerie, così. E allora dice, vabbè, ma c'è qualcosa che non va, no? Perché se tu dici che appartieni a quella visione dell'Islam così, confligge direttamente, no? Con questa esibizione di gioielli, di lusso. Però funziona, però è un grande business enorme. Citi per esempio che a Bologna viene aperto il primo punto vendita di abbigliamento dedicato alla moda musulmana con il nome di Jihad Paradise. Addirittura ne ha aperto anche adesso c'è anche il secondo. Sì, questo è il primo negozio. Questo non è tanto di lusso, però non è che vendono solo veli, vestiti larghi, perché bisogna coprire tutto il corpo, non far vedere le forme, eccetera, eccetera, ma vendono anche corali, e quindi proprio tutto, no? Il pacchetto completo. Sì. Cosa succede in Francia quando si scende in spiaggia con i burkini? È proprio tornato di dibattito, è proprio tornato di moda in questi giorni, perché si torna in piscina, si torna al mare col burkini. Allora, vabbè, l'anno scorso alla fine sono prevalse le ordinanze dei sindaci dei vari paesi,
E quest'anno, pochi giorni fa, c'è stata l'ordinanza del sindaco di Grenoble, dove era scoppiata di nuovo questa cosa, che ha autorizzato a portare nelle piscine pubbliche sia il burkini che il topless. Libertà, no? Carità, l'hanno fatto. Cioè, non so cosa succederà in queste, se i mariti lasceranno andare le mogli in burkini, visto che le altre sono in topless, magari loro andranno a vedere le donne in topless, non lo so, però veramente è il paradosso, fa vedere come, no, c'è qualcosa che, non so se lui ha voluto mettere in evidenza questo paradosso, in tanti posti lo vietano per motivi igienici, ma in tanti alberghi nei paesi musulmani non puoi portare i burkini. In Algeria, in Marocco, tutti i paesi in Egitto dove c'è un minimo di turismo lo faranno per i soldi, lo faranno per il turismo, però sono vietati. Infatti c'era una influencer algerina che è andata lei a fare il bagno col burkini in Turchia, dicendo che invece in Turchia si è liberissimi. Certo, con Erdogan che ti impone una legge islamica che non ha niente da invidiare agli altri, lei si sentiva libera. Peccato che le turche non si sentano libere, perché c'è stato veramente un'involuzione. Lui è sempre stato islamista, Erdogan, ma negli ultimi anni veramente ha imposto delle regole molto, oltre a quella della censura e altre libertà che ha tolto, ma anche alle donne ha imposto veli, non veli, insomma. Quindi c'è tutto un business dietro questa moda modesta. Sì. Perché c'è quella delle grandi griffe e poi c'è anche H&M, Zara. Io non volevo fare pubblicità, ma leggendole mi sono stupita perché sono proprio marchi anche perché che noi conosciamo bene. Sì, anche perché così evitiamo. Io non entro più in negozio H&M dopo che ho visto il business che ha sulla moda modesta, mai. Poi anche Zara così, cioè non conta niente perché se non vado io, cioè, non è che poi faccio per dico, non è che però ce lo stai raccontando con questo libro su questo. Magari se lo incontriamo tutti con una motivazione seria, magari come la tuta Jihad, giusto? Jihad, dice materiale che mantiene fresco, dicono, per permettere alle ragazze musulmane di fare sport senza violare i precetti religiosi, però quindi sudate tranquillamente che tira fredda. Io non so come può essere questo materiale che tira fredda. Ma infatti parli di aziende come Decathlon, sì, Nike, cioè, vabbè, ma non facciamo pubblicità, questo pezzo lo tagliamo. Ormai è andato. Ormai sono tutti. Poi tu scrivi, il femminismo islamico è un ossimoro. Siamo arrivati. Io penso che non si possa essere femminista e islamica, così come non penso che si possa essere cattolica femminista o ebrea femminista, nel senso che io non penso che il femminismo, che ha certi valori così, si possa trovare nella propria religione. Poi che ci sia che ci si possano essere femministe, sia le cattoliche, le ebree, le musulmane, eccetera, certo, che però non si possa basare il proprio essere femminista con la legge islamica, perché questo è quello che sostengono le femministe islamiche, no? Che vada trovata questa radice femminista all'interno dell'Islam. Poi anche lì ci sono diverse accezioni, perché tutto questo è iniziato quando questa ricerca, no, nella religione, il femminismo dell'Islam, quando la sinistra, i movimenti di sinistra iraniani avevano aderito al movimento islamista di Khomeini, perché siccome mi raccontavano, loro pensavano che da soli non avrebbero mai vinto, non avrebbero mai abbattuto lo Shah. Però se si alleavano con gli islamisti
allora avevano qualche chance. E così si hanno appoggiato Khomeini. Peccato che Khomeini è arrivato al potere, a parte il fatto che qualche giorno dopo, era l'8 marzo, ha imposto subito il velo come segno dell'identità per le donne, e poi ha veramente eliminato la maggior parte degli esponenti, soprattutto erano studenti universitari che facevano parte della sinistra democratica iraniana, li ha eliminati fisicamente. Molti sono riusciti a fuggire all'estero, soprattutto molte donne, ma anche non donne, anche maschi, e hanno cominciato a riflettere sul fatto come era possibile che loro si erano fatti ingannare da Khomeini e se nell'Islam c'era solo quella visione lì portata avanti da Khomeini e altri fondamentalisti, o non potesse esserci anche una lettura al femminile del Corano. Una ondata sviluppatasi soprattutto nelle università americane, perché molti iraniani erano andati negli Stati Uniti, e poi però questa ricerca si è allargata. Per esempio in Marocco c'era Fatima Mernissi, che era partita da una posizione invece laica, che non ha una rilettura, lei più che una rilettura dei testi sacri aveva fatto una rilettura della storia islamica per mettere in evidenza il ruolo delle donne anche nell'Islam. E poi invece ci sono altre che invece ritengono che proprio il loro femminismo si basa proprio su quello che insegna l'Islam attraverso il Corano. Alcune poi lo Proprio la rilettura del Corano al femminile, alcune poi trovavano delle contraddizioni, però ritenevano che quelle si potevano eliminare. In fondo qualcuno ha ritenuto che si potevano fare dei cambiamenti. Peccato che l'esegesi del Corano non è riconosciuta alle donne, e quindi comunque all'interno del mondo musulmano non possono avere un valore riconosciuto, no? Queste riletture del Corano al femminile. Certo, sono molto a sostenere che bisogna contestualizzare, bisogna storicizzare la lettura del Corano, così come anche per la Bibbia. Però invece ci sono anche altre Corani, come io cito ripetutamente la prima imam di Francia, che è un'algerina, che secondo me è fantastica sulle sue spiegazioni, e lei appunto ha aperto una moschea a Parigi insieme a un imam maschio, e si alternano alla preghiera e non pregano uomini e donne insieme. Le donne non devono portare il velo, lei non porta il velo, e racconta anche perché, e soprattutto partecipano musulmani, sciiti, sunniti, non ci sono distinzioni di appartenenza alle varie correnti dell'Islam, quindi è una cosa molto avanzata, e ci sono anche questi. Tra l'altro ho letto un libro molto bello di cui ho ripreso quel titolo del mio capitolo, che si chiama Delle donne di Dio, perché un personaggio che aveva una casa in Bretagna, mi sembra, una villa in Bretagna, ha preso l'imam algerina, una pastora e una, non so se lei è comunque una ebrea, anche lei famosa, non so se è anche riconosciuta rabbina. Sì, lei è riconosciuta rabbina da una corrente dell'ebraismo, perché le varie correnti, la maggior parte, anche quella moderata, non riconosce il rabbinismo per le donne, però lei è riconosciuta rabbina. Le ha messe in questa villa per una settimana, ogni giorno prendevano un tema e ne discutevano insieme, e il resoconto è stato pubblicato in questo libro, che è veramente interessante, che non c'è in Italia, ma e queste posizioni io ho preso soprattutto la parte dell'imam algerina, e lei dice, quando dico ma perché non porti il velo, e lei dice ma io sono cresciuta in un'Algeria dove non si portava il velo,
perché mia nonna portava la hic, che era il velo tradizionale, così, però dice le mie zie, sono sempre uscite tutte senza velo e nessuno gliel'ha mai imposto, quindi perché io dovrei portare il velo? Non ha senso. E lei è cresciuta, aveva i nonni paterni musulmani, il papà cattolico e la mamma ebrea, quindi c'era poi lei ha scelto di essere musulmana, ma insomma aderendo alla versione sufi dell'Islam. Comunque sono veramente, poi ho citato altre algerine molto interessanti, sia sulla questione del velo, della laicità, quindi all'interno di questi mondi, del mondo musulmano, esistono veramente delle visioni molto che invece che in Occidente non si leggono, no? Ho pensato che queste donne sono molto coraggiose quando escono però dal No, loro molte di quelle che ho paese, citato vivono in Algeria, non sono andate via, perché poi comunque da fuori dal loro paese continuano comunque a combattere Sì. e Ma la cosa più interessante è che le cose che io ho ripreso così lo sostengono le donne che stanno lì, perché quelle che escono, se si vuole, è più facile, ma paradossalmente da fuori, soprattutto non loro magari, ma chi le sostiene, chi sostiene la libertà del velo, così il velo in testa non l'ha mai messo, no? tu lo dici. È troppo facile sostenere la libertà di portare, prima provatelo, poi magari ci ripensate, no? Perché è troppo facile dire voi dovete fare così. C'è un relativismo culturale veramente su queste cose, per cui i nostri interlocutori di quel mondo devono essere il più diverso possibile da me. E invece i diritti delle donne sono diritti universali, non è che io ho diritto a una certa visione del diritto delle donne, invece da un'altra parte no. E questo me l'hanno sempre spiegato benissimo le algerine dalla prima volta che le ho incontrate negli anni '80. Allora, c'è una donna che dal 2014 fa, diciamo, una libertà furtiva, la traduzione in inglese, ma è My Stealthy Freedom, che porta avanti questa l'iraniana, esatto, sì, sulle pagine Facebook, quindi i social che aiutano moltissimo il parlare con le altre, con gli altri mondi e far arrivare anche a noi questi argomenti forti. Per esempio, lei su Facebook cioè invita tutte le donne a postare la propria fotografia senza mentre si tolgono il velo, esatto. Hanno aderito inoltre 5 milioni di post insieme sull'uomo. Sì, è quella di cui parlavo prima, che è venuta in Italia a presentare il documentario, perché poi c'è stata una regista che ha documentato tutta questa sua attività ed è nato questo documentario Prima i Boys, che è uscito anche in Italia. Naturalmente sono quei documentari che resistono nelle sale cinematografiche un giorno e mezzo, poi li tolgono. Tu dici, l'esempio opposto invece è Ursula von der Leyen. Sì, no, perché queste donne, tra l'altro, le iraniane, fanno una polemica con le donne che vanno in Iran e si adeguano ai dettami di questi leader politici. È chiaro che se vado io come turista in Iran, se non mi metto il velo non mi fa neanche scendere dall'aereo, ma una politica che va in quei posti può non mettere il velo, infatti ci sono state alcune che non hanno messo il velo, poi la von der Leyen non la fanno neanche sedere perché non la considerano neanche per donna, no? Però altre invece vanno lì con i veli di tutti i colori per abbinarli con i vestiti così, e loro ritengono che sia veramente una mancanza di solidarietà rispetto alle donne, perché insomma ti adegui ai dettami degli... Tu infatti suggerisci un piccolo ma visibile gesto di solidarietà alle colleghe giornaliste. Per esempio, perché poi ci sono anche le giornaliste, io adesso poi mi lamento se non mi leggessi solo i libri e non mi posso lamentare perché
io ho sempre ritenuto queste giornaliste che si fanno vedere o col velo in testa, oppure con l'elmetto, col giubbotto antiproiettile quando stanno dentro l'albergo, oppure col velo quando stanno sul tetto di un albergo a fare una diretta televisiva, quando nessuno ti impone il velo, no? E lo fai per esotismo, perché ne mettono anche il velo sulle copertine dei libri, no? Per far vedere che io non ho mai messo il velo, a parte l'Iran, perché lì è obbligatorio, altrimenti non mi facevano entrare, ma in tutti i paesi dove sono stati, dove pure c'era l'obbligo del velo, insomma cercavano di porre l'obbligo. Ho intervistato tanti leader musulmani, anche di correnti, mi ricordava adesso una signora che è venuta qua, forse un'amica, adesso non potrei dire, ma che raccontava quando sono andata a intervistare Madani, c'era alla vigilia delle elezioni in Algeria. Madani era il capo dei fratelli del Fronte Islamico di Salvezza, e devo dire che non so bene come sono lì, perché era in ritardo, lui interrompeva le interviste ogni 3 minuti, doveva andare a fare le preghiere, era una cosa. Alla fine avevamo resistito, io, uno del Le Figaro e una radio algerina. E allora alla fine lui dice, ah vabbè, io però entrate tutti e 3 insieme. Le Figaro ha detto, ah no, io voglio l'esclusiva, e lui ha detto, o insieme o niente. E io gli ho detto, senti, ma io sono del Manifesto, ti pare che posso in qualche modo competere con Le Figaro? No. Vabbè, comunque abbiamo fatto questa intervista e tutti si chiedevano in Algeria in quel momento, ma se vincono gli islamisti ci saranno ancora elezioni o no? Molti temevano che non ci sarebbero state più elezioni se loro vincevano, come è successo in altri paesi. E allora gliel'ho chiesto a Madani e mi ha detto, signora, ma cosa vuole che le dica? Sarà Dio a decidere. Se lo ricordavo. Allora, sotto il velo, un altro di quei capitoli, parli dei predicatori religiosi, e ne citi 2 totalmente opposti. Uno è un ultranovantenne, uno sceicco, Al-Qaradawi, sì, ormai ultranovantenne, dice, un controverso sceicco, lo chiamo. Sì. E un altro invece è, diciamo, l'opposto, che spopola su YouTube, un giovanissimo, completamente diverso, vestito quindi all'occidentale, moderno, eccetera. E questi quindi ricevono, non solo lo sceicco non ne ha bisogno, ma il giovane, provo a leggere, Amr Khaled, riceve invece finanziamenti dalla Nike. Sì. Lui, ho letto male? No, che finanziamenti. Quindi sono ben strutturati. Ecco. Sì, no, loro sono molto ricchi, perché Al-Qaradawi adesso mi sembra che abbia ormai 96 anni, mi sembra di ricordare. E lui aveva una trasmissione su Al Jazeera, perché lui è Sharia and Life. Sì, Sharia and Life, sì. E quindi lui è scappato dall'Egitto perché era l'ideologo dei fratelli musulmani. Quando era meglio scappare dall'Egitto, è scappato ed è stato subito accolto in Qatar, dove c'è la sede di Al Jazeera, e accolto bene dalla famiglia dello sceicco. E quindi lui praticamente ha sempre vissuto con la famiglia dello sceicco. E l'altro invece è molto più, diciamo così, sportivo, così, molto moderno, sì. E poi ci sono alcuni di questi predicatori che ti raccontano il Corano e la vita del profeta come se fosse una telenovela, no? E poi ti fanno vedere anche la moda perché loro ti indicano alle donne, perché poi sono seguite più dalle donne che dagli uomini, perché stanno in casa. Le donne stanno in casa, hai usato un aggettivo, anzi una visione della donna che quando esce con il burka ha le pareti di casa intorno. È orribile soltanto il pensiero, proprio perché è oppressivo. l'idea dell'oppressione, esattamente.
E quindi insomma però questi predicatori televisivi hanno un grande successo, perché appunto ognuno poi ma io una ragazzina che ho conosciuto che vive in Italia, è di origine, anzi adesso lei è diventata famosa perché ha scritto anche un libro, è diventata la portavoce dei giovani musulmani in Italia, non mi ricordo il nome adesso, ma io l'avevo conosciuta quando non era ancora famosa, ma militava in un partito della sinistra e però insomma si vedeva che era velata naturalmente ed era insomma la religione era una cosa importante per lei. E le ho chiesto quando aveva deciso di mettere il velo, perché sua mamma non portava il velo, e mi ha detto: quando una volta ero all'aeroporto con i miei genitori e tornavano dalle vacanze e casualmente hanno incrociato Caradawi. Quando l'ho visto, perché lei lo conosceva, perché lo vedeva già alla televisione, per me è stata la luce. E da allora ha messo il velo. Cioè che Caradawi rappresenti la luce, però evidentemente funziona questa immagine. Diciamo che lasciamo un po' di spazio alla... No? Okay. Allora, l'ultima domanda, ma te la fai proprio tu nel libro, come si può difendere la libertà di portare il burqa? Questa è una domanda che fai e tu dici: basterebbe provarlo per ricredersi, quindi non hanno alternative. Non hanno alternative, perché purtroppo i talebani non è che hai possibilità di... Per esempio adesso hanno imposto il velo integrale alle giornaliste in televisione. Ce ne sono state 3 che si sono presentate senza il velo, col velo naturalmente, ma senza il velo integrale. Naturalmente sono state subito estromesse così per questa protesta. Quando parli di velo intendi? No, loro avevano ovviamente il chador, ma adesso i talebani dall'altro giorno hanno imposto anche per le giornaliste il velo, anche qui, quindi fai vedere solo gli occhi. Poi per una che parla alla televisione, che si deve coprire anche la bocca, veramente sono cose paradossali. Ma allora però lì, fino appunto quando è successa questa cosa, tutti ne parlavano. Adesso non ne parla più nessuno e questo è il problema. E queste perché molte sono anche mie amiche, alcune sono riuscite a scappare quando stavano arrivando al potere i talebani, ma altre non sono scappate e alcune vogliono restare lì, perché se tutte scappano cosa succede? E hanno per esempio ricominciato a fare le scuole clandestine per le ragazze. Ma se noi le lasciamo sole, non hanno, insomma, sentirsi anche isolati, oltre che dai talebani, anche a livello internazionale. Scusami Giuliana, ma a noi arrivano poche informazioni, no, di queste donne. Cioè noi oggi lo sappiamo grazie a te, grazie al tuo libro e a tutta la tua esperienza, ma noi come ci approcciamo? Lo chiedo adesso così, è una cosa spontanea. Siamo tutte femministe qui dentro, perché chi è venuta a sentire, quindi cosa possiamo fare? Beh, per esempio c'è un sito che si chiama Osservatorio sull'Afghanistan, www.osservatorio opero sull'Afghanistan, che è sostenuto da un'associazione di donne, Comitato Italiano di Solidarietà con le Donne Afghane, che riesce anche adesso a far arrivare i soldi a queste donne che sono all'interno, che poi negli altri anni in cui si poteva andare, io sono andata 2 o 3 volte con loro in Afghanistan, a Kabul, per esempio, loro sostenevano per esempio gli orfanotrofi, perché essendo stato un paese in guerra per anni e anni, gli orfani tantissimi, quindi però quando sono arrivati i talebani hanno dovuto disperdere questi bambini, abbastanza sono riusciti a farli uscire, soprattutto negli Stati Uniti, altri in Europa e altri sono dispersi nelle famiglie all'interno. E adesso invece ci sono altre persone o famiglie che potevano uscire,
che hanno ricevuto i documenti per uscire e per esempio una famiglia in particolare di cui mi hanno raccontato aveva il visto per uscire, per venire in Italia. L'ambasciata, qualcuno dell'ambasciata italiana è andato a prendere al confine del Pakistan, perché altrimenti non possono, le frontiere sono chiuse, non possono uscire se non viene a prenderti uno che ti dice io non mi faccio carico di questa persona. E la moglie di questo, insomma lei era incinta e ha partorito a Islamabad quando l'hanno portata lì, perché sta lì dalla fine agosto dell'anno scorso, non parte perché dovrebbero prendere le impronte digitali e dicono che all'ambasciata di Islamabad non c'è l'apparecchio per prendere le impronte digitali. Oltre al fatto che le associazioni italiane che sostengono l'uscita di queste persone si sono fatte carico della spesa del viaggio, di tutto quanto, del mantenimento in Italia, perché devi garantire questo, altrimenti non li fanno passare. Eppure, appunto, stanno lì, poi devono rinnovare comunque il permesso per stare in Pakistan, perché devono rinnovarlo, perché non è che in Pakistan un afghano insomma ci sono stati raccontati anche su un giornale, adesso non mi ricordo più se Repubblica o cosa, è stato un racconto di queste situazioni sia in Iran che in Pakistan, no? Di queste persone che hanno ottenuto il visto per partire così, ma sono lì bloccate per motivi burocratici, quindi anche queste cose bisognerebbe sensibilizzare di più l'opinione pubblica su queste realtà. E poi lì c'è una questione fondamentale, che queste persone non hanno da mangiare, si sono venduto tutto, perché no, e più di tanto però il problema è che i talebani non sono riconosciuti tranne che dalla Cina e dalla Russia, non ufficialmente, ma insomma loro hanno mantenuto i canali aperti, ma gli altri paesi non riconoscono, a parte il fatto che gli Stati Uniti hanno trattato con loro per riportare al potere, e quindi non ci sono aiuti che vanno direttamente, si possono passare attraverso l'ONU se l'ONU riesce, però c'è veramente un problema di la fame lì, che ci sono persone che vendono le figlie per avere un po' di soldi per mangiare, una situazione veramente tremenda, che non si capisce come si potrà, ma non se ne parla più, perché adesso c'è l'Ucraina, figuriamoci, va benissimo parlare dell'Ucraina, però non si può ogni volta che c'è una nuova guerra cancellare tutte quelle precedenti o quelle situazioni drammatiche, perché non è che basta non parlarne perché si risolvano. No, non si risolvono e allora possiamo permettere che, oltretutto noi siamo anche responsabili perché siamo stati noi direttamente, ma l'Italia è stata 20 anni insieme agli Stati Uniti e altri in Afghanistan. Con questo libro ci hai aperto una breccia, una grande, quindi io ti ringrazio moltissimo e mi piacerebbe sentire le nostre amiche dal pubblico, che anche se non siamo resi in certo come avremmo voluto purtroppo, ma mi piace la tua frase finale, che sotto il velo c'è sempre una donna, però dietro c'è sempre un uomo, e questa era la frase finale, la conclusione di tutto che riassume, insomma. Non siate timide, perché Giuliana ha scritto moltissimo. Abbiamo avuto lì. Abbiamo avuto lì. Sì, perché proprio per queste ragioni tu non se ne parla, quindi diciamo diventa difficile, e soprattutto quando poi si leggono queste tue esperienze dirette, con nomi e cognomi. Posso? Sì. Intanto ringrazio Giuliana per questa lunga conversazione che ha fatto con Bruna, perché è molto interessante, e un aggiornamento sulla situazione rispetto ad altri anni. Io ho seguita a Monserrato insieme a Gerardo, il musicista Ferrara, e quindi adesso ho trovato un aggiornamento. D'accordo su molte cose, forse ho trovato un po' troppo eccessiva, almeno dal mio punto di vista,
il fatto che sia un ossimoro definirsi cattolica e femminista, così come islamica e femminista, o anche ebraica e femminista, però è una questione di punti di vista, per carità, non voglio suscitare una polemica, perché credo... No, ma mentre non c'è un movimento che si definisce femminismo cattolico, femminismo ebraico, invece esiste questa cosa nell'Islam. Andiamo anche oltre. Adesso io invece voglio spostare un attimino, diciamo, il discorso, anche perché mi è venuta dalla suggestione dal fatto che in questi giorni ho rivisto un film molto bello, che credo che meriti anche di essere rivisto. Tra l'altro lo sto proponendo insieme ad alcune, diciamo, a diverse associazioni, è Il Giardino di Limoni, dove c'è, ecco, ovviamente tu lo conoscerai, del 2008, ambientato in Cisgiordania, diciamo al confine tra Israele e i territori occupati. Lì c'è una donna palestinese, cioè Salma, la vedova Salma, che coltiva i suoi limoni nel limonetto, che è la sua azienda, quella che sostiene economicamente, che la sostiene economicamente, ma che in effetti rappresenta tutto il suo mondo, la sua eredità anche culturale e i suoi affetti, perché c'è legame culturale, eccetera. Lì Yama Bass, l'attrice, ha il velo, non il velo hijab che la copre tutta, però anche lei usa il velo, si copre, è un fazzoletto, non proprio come quello delle meno male, non proprio come quello delle donne iraniane o peggio ancora quelle in burqa delle donne afghane. Però quello che io volevo sottolineare è che anche in Palestina, anche quindi in un mondo dove c'è la lotta per il riconoscimento della propria libertà e del proprio Stato, purtroppo c'è l'oppressione patriarcale, perché lì è chiaro, nel film, io ve lo sono rivisto e vi consiglio, se volete venire a vederlo, non sarà venerdì 27, è chiaro all'associazione Paoli Ondos, quindi faccio anche un po' di pubblicità. È chiaro il patriarcato sia israeliano da parte del ministro che tratta la moglie da stupida, proprio lo dice chiaramente, ma è altrettanto chiaro il patriarcato che c'è e il controllo sociale che c'è da parte cos'era il cognato o comunque un esponente della famiglia della vedova. Quindi ecco, questo volevo sottolineare in questo momento, perché qui stiamo parlando di islamismi che sono terrificanti, però purtroppo dobbiamo avere anche il coraggio di dire che anche per la parte di mondo che a noi c'è molto cara e per la quale ci siamo anche battute, e spero anche che continueremo a batterci, c'è il patriarcato che è forte allo stesso livello della vita. E però c'è anche una cosa molto bella, almeno nel film, e mi auguro anche in quella realtà, non solo filmica, ma nella realtà vera, e cioè c'è una amicizia tra due donne che sono tutte e due oppresse e che forse può essere l'unica o una delle poche speranze di cambiamento per quel mondo e anche per il mondo in generale. Grazie. Se posso aggiungere una cosa breve, proprio perché siccome di Palestina non abbiamo mai parlato, dove c'è una lotta di liberazione spesso è facile far passare i diritti delle donne al secondo piano, no? Prima bisogna liberarsi e poi. E questo è quello che avevano pensato per esempio le donne algerine che hanno combattuto nella guerra di liberazione e poi dopo qualche anno pensavano di essersi conquistate il diritto, dopo qualche anno hanno introdotto il codice della famiglia che le ha rimandate tutte a casa. Quindi questo è più... E poi c'è stato in Palestina una grande regressione,
perché prima non era così, prima le donne palestinesi, anzi proprio le palestinesi erano l'elite culturale più avanzata anche sul piano dei diritti, così. Le associazioni di donne erano molto più sviluppate, le associazioni di donne, quando io andavo a Palestina, israeliane e palestinesi insieme che lottavano. Adesso queste cose sono molto più difficili, c'è stato proprio e quindi prevale ovviamente la visione, la religione è, io l'ho spiegato bene, Dio odia le donne, spero, che la religione è un supporto del patriarcato, no? Perché si utilizza la religione per sostenere e far valere alcune posizioni che in fondo sono la struttura patriarcale. Quindi purtroppo è vero, purtroppo insomma, è certo un'alleanza tra le donne, però che diventa è più difficile adesso di quando non lo fosse prima, e questo purtroppo non ci fa andare avanti. Francesca, dici tu quanti minuti abbiamo ancora per raccogliere qualche idea? Sì, Domande? Domande, sì, sì. sì. Volevo sapere com'è che Adriana vive il fatto che mentre si vengono compressi i diritti delle donne, e bisogna citare poco fa anche il giornalista che crea il telegiornale, ne sono un bel esempio, come vive il fatto che in Italia, dove storicamente abbiamo sempre avuto movimenti femministi molto forti su certe tematiche anche trasversali, e quindi in qualche modo anche in grado, anche a livello di proposte legislative, di incidere nella realtà, questi movimenti sembrano essere scomparsi, e all'interno di qualche movimento addirittura si sta parlando di rinascimento islamico, e si va in Arabia a dire qui sì che c'è un modello che magari bisognerebbe anche importare in Italia, e tutti zitti. Stendiamo un velo pietoso, Beh, stendiamo un velo pietoso in questo caso. Tutti zitti. Così. Anche le donne di quella parte. Sì, Le donne devono diventare parte della soluzione e smettere di sentirsi parte del problema. Certo. Avete fame? Sì. Volevo dire una cosa, non è assolutamente corretto, però mi legavo un pochino. Lo si sente. Mi lega un pochino a quello che stava dicendo l'ultimo intervento. Effettivamente un po' certi temi relativi a questo tipo di battaglie sono stati, come dicevo, un po' trasversali, cioè sono stati spesso volentieri anche un po' patrimonio di una parte che si è definita a livello internazionale, che si è definita progressista. Faccio un esempio. Quando si è parlato di velo in Francia, molte critiche alle leggi che invece volevano rimettere, che hanno riportato il fascismo, hanno riaffermato il carattere del fascismo, insomma, dell'ordinamento francese, arrivavano proprio da sinistra. Ancora oggi, lei citava Grenoble, il caso di Grenoble, il sindaco è un sindaco, Eric Piolle, che fa riferimento a una parte verde e comunque un'area di sinistra. Passando alla letteratura, voglio dire, quando Houellebecq scrive su Mission, viene tracciato di poter essere un autore di destra, lo è per altri motivi, però sicuramente quello è uno dei motivi poi questa critica viene rivolta molto forte. Quindi una riflessione forse su questo, ma lo dico non, io non la sto facendo da persona che ha sempre votato a sinistra e che si è sempre trovato a votare di sinistra, e che però forse certe volte c'è molta confusione su questo aspetto. È quello che ho cercato di spiegare nel mio libro, queste contraddizioni della sinistra anche. Quindi puoi solo comprare il libro. C'è la spiegazione. Sì. Buonasera. Allora, io qualche anno fa ho fatto un viaggio
turistico in Iran e ho provato l'esperienza di portare il velo. Mi sono ritrovata nelle sue parole su tutto il fastidio di portare questo velo che è obbligatorio, sui capelli che potevano uscire, sull'abbigliamento che doveva essere non avvolgente, nel senso doveva essere un sacco che copriva interamente il corpo. Facevo parte di un piccolo gruppo turistico, circa 15 persone, uomini e donne. L'accompagnatore di questo viaggio, che era esperto in questo tipo di viaggi, cercava un po' di sdrammatizzare, dicendo: dai, voi donne provate questa esperienza che noi uomini non possiamo provare, perché in realtà è una cosa estremamente fastidiosa. Guardate, nonostante fosse tra dicembre e gennaio, a cavallo del Capodanno, e nonostante il freddo, questo velo e tutto l'abbigliamento pesava tantissimo, per cui non oso immaginare l'estate come fosse la situazione. Io insomma non ho sopportato, ho provato anche io l'esperienza di dover mettere il velo quando entrava un cameriere in stanza, perché appunto, nonostante fossimo occidentali, era obbligatorio, eravamo a rischio appunto di sanzioni, di multe, sebbene previste. Il massimo, diciamo così, dell'esperienza è stato quando alla fine, cioè davanti ad una villa particolare, insomma, serie di una tipica costruzione iraniana, ho trovato un cartello che ho anche fotografato, scritto in inglese, quindi ho avuto la possibilità di capirne il significato. In questo cartello si diceva che la donna era come una perla all'interno di un guscio, e che il velo era il guscio, serviva per proteggere la preziosità di questa perla. Cioè, io che sono stato in caldo, ero esasperata, era uno degli ultimi giorni di viaggio, sono rimasta talmente stupita che ho detto: ma caspita, cioè ci stiamo assimilando ad una cozza che bisogna di essere non è possibile. E quindi, cioè, presa anche dalla rabbia, ho chiesto a una delle signore del viaggio di fare una foto davanti a questo cartello. Mi sono tolta il velo e ho fatto il simbolo del femminismo, così chiaramente l'accompagnatore del viaggio, cioè, mi ha rimproverato, mi ha detto che non si può stare in compagnia, cioè, mi ha detto di tutti i colori. Sono stata additata come una persona quasi non gradita da un italiano in un gruppo di italiani. A me questa cosa cioè, è tornata alla mente adesso, sentendo questa bellissima discussione di oggi, perché ho pensato in qualche modo a questa cosa scritta in inglese, che è stata come in un certo senso un'operazione di marketing islamico, in qualche modo, nei confronti dei turisti, perché era scritto in inglese, quindi era rivolto ovviamente non alle persone locali. Alla fine mi sono detta: cioè, in effetti questa religione che non ha ancora superato, a differenza dell'Occidente, la separazione tra Stato e Chiesa, cioè, sono stati che non si sono ancora secolarizzati, in un certo qual modo possiamo dire, riescono cioè, non solo a mantenere lo status quo, ma addirittura ad involversi laddove si erano raggiunti certe libertà, e l'Iran è un esempio, e a fare delle operazioni particolarmente accattivanti nei confronti delle giovani, di cui, come lei ci ha raccontato, giovani ragazze che, pur vivendo in Gran Bretagna, accolgono quelle che nei paesi d'origine dei loro genitori o dei loro nonni sono invece delle restrizioni terrificanti. E portami il vero. Cioè, quando lei, insomma, nell'esperienza che ha avuto, ha sentito cioè, questo potere comunicativo così forte, così capace di penetrare, ripeto, soprattutto in persone giovani. Questa è la cosa che a me lascia particolarmente meravigliata. Adesso sei tu senza parole, Giulia. No, vabbè, questo ho cercato di spiegarlo prima perché c'è questa ideologia che comunque è molto forte, così vuole raccontare una cosa invece a proposito dell'Iran. Allora, se tu entri in un'ambasciata iraniana così devi metterti il velo perché è in Iran.
Iran praticamente, anche nel consolato. E io devo chiedere il visto e allora ho parlato con un conoscente che lavorava alle linee aeree iraniane e mi ha detto, perché ho detto adesso devo mettermi il velo anche per fare le foto per avere il visto. E lui mi ha detto guarda che non c'è nessuna legge in Iran che lo prevede, quindi tu vai dal console e dici che non fai le foto col velo, perché naturalmente io ho preso la palla al balzo, ho telefonato al console e gliel'ho detto e lui mi ha detto porti le foto senza velo. E sono andata con le foto senza velo e c'era l'impiegata lì che era un'italiana, ma che aveva sposato un'iraniana, lei super velata, eccesso di zelo così. Ho detto no, queste foto non possono essere solo. No, ho detto guarda, ho parlato col console ma almeno lo poteva fare un po' più accollate, avevo un girocollo nero per dire come a volte appunto lei non era neanche iraniana e a volte c'è questo eccesso di zelo veramente impressionante. Però appunto sì, è vero, le giovani vengono più coinvolte da questo Islam globale, ma per fare un esempio, a un certo punto il movimento, perché rappresenta veramente l'unica risposta che adesso abbiamo, secondo me assolutamente sbagliata, ma è una risposta in qualche modo alla globalizzazione, no? Così come perché all'inizio i movimenti no global invitavano gli islamisti ai loro incontri anche a Porto Alegre eccetera, no? Pensando che questa alleanza facesse ampliare, no, il seguito dei no global. Il problema è che loro li hanno invitati, poi quelli che sono usciti rafforzati da questo sono stati gli islamisti, perché i movimenti no global, almeno quanto mi risulta, non esistono più, mentre gli islamisti si sono rafforzati. Io mi ricordo, non so se voi conoscete Tarek Ramadan, che era questo leader dell'Islam globale in Europa, lui è nipote dei fondatori dei Fratelli Musulmani, però viveva a Ginevra e era molto, molto gettonato, anche perché è un uomo di un certo fascino, diciamo, e insomma si presentava bene, non era un trucido, no, lui era e veniva invitato dappertutto, televisioni, eccetera, quindi era uno che aveva, insomma, che riusciva molto a coinvolgere così. Poi è caduto in disgrazia perché è stato con il movimento MeToo, ci sono state delle donne che l'hanno accusata di stupro e così è finito prima in galera in Francia e poi è stato liberato, tra l'altro è malato, non so se era una forma di leucemia, non so qualcosa del genere, comunque ci sono state diverse donne che l'hanno denunciato perché loro chiedevano dei consigli sull'Islam eccetera, lui li invitava nella sua stanza d'albergo e poi le stuprava, ci sono state, adesso però poi queste donne che l'hanno denunciato girano scortate adesso perché sono state minacciate pesantemente e anche in quel caso ci sono state delle prese di posizione da parte della sinistra, maschi della sinistra francese, che hanno fatto degli appelli dicendo che come lui era finito in carcere, altri stupratori non erano finiti in carcere, cose di questo tipo. Quindi, cioè veramente... C'è sempre un relativismo. Sì, anche in questo caso. Sì. Poi adesso non so, poi non so se ha già fatto un processo, come è andato a finire, non ho visto più notizie, però insomma. Giuliana, Vittoria. Intanto complimenti per questa serata, per questo libro che ancora non ho letto, ma sono molto interessata anche perché mi occupo di questi temi. Però volevo riallacciarmi all'esperienza iraniana, anche io sono stata in Iran, ma con la fortuna di essere accompagnata da un'amica iraniana. Per cui non ripeto le cose che avete già detto perché le ho vissute. C'era soltanto un problema che ci dicevano quando camminavamo per strada, dovevamo stare fermi sul marciapiede quando passavano queste motociclette perché lo facevano apposta e noi dovevamo stare ferme. Però successe che in una visita ad un museo
avevamo il velo, no? Ma dovevamo averlo per intero in quel caso. Erano sporchi, solitamente sono inseriti in una busta e ognuno se lo prende e se lo deve mettere. Allora a questo punto noi ci siamo ribellate, eravamo un gruppetto, ci siamo ribellate ad indossarlo e quindi non ci voleva far entrare. Allora, mentre l'amica iraniana parlava con questo, diciamo, all'office, noi comunque siamo entrati senza velo. Cioè questo è carino, nel senso, l'ho voluto raccontare, che comunque poi è stata dura tra la mia amica iraniana con l'altro, perché sono stati un po' mezz'ora a discutere animatamente, però anche lei era una contestatrice, per cui insomma lì ce la siamo presa questa rivincita. Quindi oggi inizi e concludi con Cagliari e il prossimo disposti ancora in Sardegna, vero? Rimanete Sì, qualche domani giorno? vado nel Nuorese, ho due cose, anzi 3 cose, una a Belvì, si dice così, l'altra a Zara, poi una a Nuoro e anche una scuola a Nuoro, e poi vado a Cotrogianos. Ti hanno scelto paesi con nomi difficili, più difficili di quelli. Poi ho sempre problemi con gli accenti sulla Sardegna, però. E comunque così concludo questo mio tour sardo. Che ti ha portato in Sardegna. Intanto ti ringrazio perché mi ha fatto molto piacere incontrarti, abbiamo fatto una bella discussione. Il libro è molto interessante, abbiamo toccato dei punti ma è molto approfondito, ben spiegato, quindi non avete, diciamo, nessuna scusa per non approfondire. Ecco, tanto non c'era il finale da raccontare, perché il finale forse siamo noi, ecco, è quello che scaturisce dalla lettura di un'analisi così pesante, ma diciamo il futuro siamo noi, quindi accogliamo questo tuo messaggio molto forte. Grazie. Grazie.